Mi spiego meglio. Se io prendo in esame la normativa che attiene al comparto dell'incenerimento, gli inceneritori, mi trovo che per quanto riguarda la commissione via abbiamo una legge che è abbastanza chiara, abbastanza articolata, una legge della Regione Veneto, è la legge numero 10 del 99, la quale legge già nell'articolo 1 fa ben sperare, perché subito parla in apertura parla della tutela della salute, quindi già una bella introduzione dell'argomento. Dopodiché ci sono altri articoli, dopo ti parla delle alternative, poi ti parla del frizione zero, poi chiude con le precauzioni per quello che riguarda gli impatti della salute, e anche quello non è male. Dopodiché, leggo la prima pagina, se vado a sfogliare gli altri 30 articoli, mi trovo che questi altri 30 articoli parlano di tutto il procedimento amministrativo, spiegano i termini, le scadenze, come funziona la nomina degli enti locali interessati e non interessati. Dopodiché però non parla di tutela della salute e non parla di principi di precauzione, non ne parla. Voi la leggete e non trovate niente. Quindi ho chiesto a esperti più di me, ho detto scusatemi, ma sono io che mi illudo, visto che richiamano addirittura direttive europee, direttive nazionali, o cosa? E mi ha detto, ha fatto così. Quindi è chiaro che tu ti puoi anche predisporti ad attaccarti a questi due punti, però tieni presente che sarà una gara in salita e dura, perché non è una norma che ti dice all'articolo 7 ci deve essere questo certificato della ULSS di Treviso, faccio per dire, non c'è. Dopodiché non c'è scritto, si tratta di vedere cosa dice l'Istituto Superiore di Sanità in proposito, non c'è scritto niente, quindi mancano elementi di norme attuative, quindi già cominciamo a capire che questi esperti lavorando cominciano ad avere qualche restrizione di azione. Allora che cosa vado a vedere? Vado a vedere da altri lati che cosa mi possono dire le norme relativamente a una macchina che brucia qualcosa, quindi ha delle emissioni, e quindi la prima cosa che mi viene da pensare è, dico benissimo, le emissioni, vediamo cosa dice la normativa delle emissioni. Si va a vedere la legge europea, si vanno a vedere le direttive europee, si guarda la legge nazionale, si guarda il decreto Rocchi che adesso è stato sostituito dalla nuova normativa, la 156 del 2006, 150 del 2006, e che cosa mi trovo? Mi trovo delle indicazioni chiare. Decreto legislativo 133 del 2005, chiarissimo, ti dà 5-6 punti, fra i quali dice che per esempio le simildiossine non esistono, dal lato della soglia da rispettare non sono neanche prese in considerazione. Dopodiché ci sono altre prescrizioni che riguardano i controlli da fare periodicamente, e infine per quello che riguarda ad esempio le polveri ultrafini, le polveri ultrafini non sono nemmeno menzionate, non esistono. A questo punto mi sono premurato di chiedere a persone che hanno più esperienza anche in campo europeo, mi hanno detto no, purtroppo per quello che riguarda le emissioni neanche le PM10 a livello europeo sono considerate, perché finora le lobby che hanno interesse a non farlo passare stanno avendo ragione per i loro tornaconti. Quindi siamo messi in questo modo. Quindi allora cosa mi dico? Chiaro che se so un personaggio che è meraviglioso, che ha fatto degli studi che ci rendono orgogliosi di avere un nazionale così a livello internazionale, è chiaro che io trovando mia Mogliano faccio fatica a dire ce lo guardiamo anche noi se sappiamo già che c'è questo tipo di limite. Ci basta che resti da una parte, dopodiché si vedrà quello che succede, ma già comincio a vedere che possiamo avere delle armi che hanno addirittura che non ci sono armi. Questa è la verità. Quindi basta, secondo me è importante leggere per capire gli effetti. Allora, cosa succede? È chiaro che non basta leggere, perché poi c'è da tentare di cogliere le esperienze altrui, cercare di vedere cosa è successo in altri ambienti, in altre circostanze, in altre battaglie contro gli inceneritori, perché a livello nazionale sono successi di tutti i colori. Quindi per quanto mi riguarda, io che non sono sicuramente un esperto in campo di inceneritori, perché io sono da poco che sono entrato dentro, e mi appoggio soprattutto, ripeto, perché c'è qui presente la signora
Lucia Travai, che io stimo moltissimo e che c'è meglio in questo campo. Quindi a questo punto io non ho fatto altro in questi tempi, dopo essermi diciamo rituffato in città perché volevo sentire in primis un esperto di commissioneria, ho cominciato a contattare tutti i personaggi che per quello che riguarda la parte ambientale e le lotte contro gli inceneritori si potevano contattare sia dal lato degli esperti sia dal lato dei comitati, e vedendo quello che è successo nelle varie città dove ci sono ancora questi confronti, tipo, non lo so, a Ferrara sono ancora in ballo con un ricorso al TAR perché il comitato è intervenuto tardi, non è intervenuto a livello di commissioneria per fermare la terza linea, e quindi stanno ancora facendo questo ricorso al TAR. E quindi queste persone almeno a me hanno potuto dare delle indicazioni di tipo esperienziale, indiretto, ma mi hanno fatto capire intanto chi può essere, diciamo così, esperto di aiuto a noi, perché praticamente dopo mi hanno parlato di tutti coloro che già probabilmente conoscerete tutti, dico un nome a caso: Federico Valerio, è stato in giro a fare conferenze, è stato, lo conosciamo tutti, è l'esperto nazionale nel campo delle diossine. A questo punto parlare con queste persone serve per capire se sono disponibili a dare una mano, se sono possibili, che tipo di linee andrebbero a seguire per porsi dalla posizione di poter attivare delle osservazioni, e alla fine, dopo aver parlato con i vari Cerani di Brescia, alla fine abbiamo pensato di focalizzare l'attenzione su un tecnico della Lombardia che ci ha detto essere molto esperto, perché è da molti anni che è in campo contro la lotta di contro questi impatti in danno all'ambiente, e fra poco lo dovremo incontrare. Quindi a questo punto ci racconterà quali sono le sue armi, le sue idee, le sue forze, ci dirà quali sono eventualmente i tecnici che lui pensa siano utili per fare corretto quello che sarà il suo lavoro, e umilmente ci faremo guidare da chi è esperto del ramo, tentando di capire quello che è possibile capire.